sei la nostra solida roccia e sei anche il nostro splendore, perché immersi in te splendiamo di te, legati a te splendiamo di te, uniti a te come i rami alla vite splendiamo di te. E noi ti ringraziamo per questa opportunità che ci hai dato, per questa possibilità. Grazie Gesù, perché siamo qui per onorare la tua presenza, la tua potenza, la tua gloria. Siamo qui per esaltare il tuo santo nome, siamo qui per farti conoscere, siamo qui per trasmettere il tuo amore, la tua parola, la tua verità, perché tu sei verità infallibile, tu sei eccellenza, eccellenza vera. Gloria a te Signore, amen. Lo splendore della sua gloria è l'impronta della sua essenza che sostiene tutte le cose. Egli è la parola che nel principio, la parola che presso Dio, la parola che era Dio. Oh Gesù, tu sei il pane di vita, sei la fonte che ti seta, solo tu mi sazierai. Oh Gesù, sei il fuoco che consuma, sei la pioggia di primavera, dalle tue mani riceverò. Lo splendore della sua gloria è l'impronta della sua essenza che sostiene tutte le cose. Oh, egli è la parola che nel principio, la parola che presso Dio, la parola che era Dio. Sua essenza che sostiene tutte le cose. Egli è la parola che nel principio, la parola che presso Dio, la parola che era Dio. Salmo 92, versetto 10. Ma tu mi hai dato la forza pari a quella del bufalo, tu mi hai unto di olio fresco. Amen. Potete sedere. Allora, oggi con il professor Mendanetti abbiamo avuto una discussione sulla coerenza, sull'integrità. Quindi oggi noi vogliamo parlare della coerenza, dell'essere coerenti con le cose del Signore. Amen? La coerenza però, purtroppo, noi tutti manchiamo di coerenza perché siamo fatti di carne. L'unico che è stato coerente al 100% è stato Gesù. Però, non per questo abbiamo la scusante di non essere coerenti, perché noi facciamo così, ma il Signore è il Signore, io sono io, quindi posso essere incoerente. No, non funziona così. Perché, anche se siamo qualche volta incoerenti, dobbiamo capire che abbiamo sbagliato e chiedere perdono al Signore, perché le nostre mancanze
sono di cattivo esempio, ma non solo per gli altri, sono anche un cattivo monito per noi stessi. Amen? Quindi ho iniziato con questo salmo che è Davide che parla, e ci sono due parole, forza e unzione. Quindi Davide dice: ma tu mi hai dato la forza pari a quella del bufalo, tu mi hai unto con olio fresco. Forza e unzione sono collegati tra di loro, perché senza l'unzione noi non possiamo avere la forza. È l'unzione che ci dà la forza. Quando in noi manca l'unzione, allora siamo anche deboli. Amen? Dì alla persona accanto a te, unzione. Ma non è un'unzione che viene una volta sola e poi possiamo stare freschi e tranquilli. No, è un'unzione, come ci dice Davide, olio fresco. Quindi è un'unzione che ha sempre un rinnovo in noi. Quindi è un'unzione che noi dobbiamo ricercare sempre, perché sempre si deve rinnovare. Lo stesso Davide al Salmo 51, versetto 10 dice: «O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Spirito Santo. Rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volenteroso». Quindi Salmo 51:10: «O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Spirito Santo. Rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volenteroso». Dì la persona accanto a te, volenteroso. Perché è ovvio che se noi non abbiamo voglia, ok? Non andiamo avanti. Quindi è sempre Davide che parla, perché Davide riconosce che ogni tanto ha bisogno di questo tipo di preghiera, di questo tipo di umiliazione, perché venga rinnovata in lui questa unzione. E dice: «Creo in me un cuore puro», cioè non è che Dio crea in noi un cuore puro, ma predispone il cuore per la purezza. E mi voglio soffermare un po' in questo, perché certe volte noi siamo impuri nel cuore. Vuol dire che i nostri sentimenti qualche volta non sono rivolti al Signore, ma sono rivolti ad altre cose. Che cosa vi voglio dire? Che amiamo certe volte il peccato più di colui che ci perdona. È vero che siamo fatti di carne e possiamo cadere, ma è anche vero che Dio è un Dio di miracoli, e se noi ci mettiamo davanti a Lui, Dio ci libera da ogni forma di dipendenza, tra virgolette, da ogni forma di idolatria, di sentimento che è sbagliata. Ecco perché Davide dice: «Crea in me un cuore puro», perché deve creare in me la situazione giusta per renderlo puro, affinché i miei pensieri non siano più, tra virgolette, impuri, i miei sentimenti non siano più impuri, ma si purifichino. E poi dice ancora: «Rinnovo uno spirito saldo», saldo nel senso di fedele. Quindi non ci può essere un cuore puro se non c'è fedeltà. Perché se io sono infedele è ovvio che il mio cuore è impuro. Quindi crea in me uno spirito, rinnova uno spirito saldo. Ed è particolare perché dice anche rinnova, quindi vuol dire che ogni giorno noi dobbiamo guardare a quello in cui noi crediamo. Perché oggi chiamiamo coerenza? Perché noi non abbiamo certe volte uno spirito saldo. Cioè noi certe volte pensiamo che ma forse questa parola non era per me, ma forse il pastore ha sbagliato a parlare, ma forse, sempre questi ma forse. E diventiamo persone incoerenti e dubbiosi, e non abbiamo in noi uno spirito saldo. E non essendoci in noi uno spirito saldo non ci può essere neanche un cuore puro. E non solo, non c'è neanche quell'unzione fresca che ci rende forti come i bufali. E poi Davide continua ancora, rinnova l'ubbidienza. Lo dice alla fine, ma è come se fosse all'inizio, perché il cardine di tutta la situazione è l'ubbidienza. Il cardine di tutta la nostra vita è l'ubbidienza alla parola di Dio. Ora, quando noi parliamo di ubbidienza, certe volte pensiamo che ci deve essere un comando e uno deve seguire quel comando.
Ma non è detto che sia questa l'ubbidienza. Vabbè, questa è anche una forma di ubbidienza, ma non è l'unica forma di ubbidienza. Va bene? Io un'ubbidienza, ad esempio, è mia moglie mi dice io ti amo. Ok? Io ubbidisco alla sua parola, nel senso che devo credere a quella sua parola, nonostante ci possano essere delle circostanze che magari dicono una cosa diversa, va bene, ma l'ubbidienza vera è questa, cioè che se Dio ha detto una cosa, se mia moglie in questo caso mi ha detto una cosa, io devo credere a mia moglie nonostante le circostanze. Quindi quando Dio ci parla e ubbidiamo alla sua parola, vuol dire uno spirito fermo, vuol dire ascoltare quella parola e non smuoverci in base a quella parola, anche se le circostanze sono diverse. Ok? Anche se vuol dire che lavoriamo contro noi stessi. L'ubbidienza è anche questa, lavorare anche contro noi stessi. Perderci se necessario. Perché se non è più ubbidienza, se io devo fare una cosa che mi piace, non è più ubbidienza. E riflettevamo in questi giorni che qualche volta il Signore dice no. E quando il Signore ci dice no, diventiamo quegli spiriti instabili che hanno bisogno di stabilità. Che significa? Quando il Signore ci dice no, certe volte noi confondiamo, perché non ci pare più la voce del Signore, perché i nostri piani non combaciano con quelli di Dio. E questo ci sconvolge la vita. Questo significa disubbidienza. Qualche volta il Signore ci dice no e ce lo fa pure capire e ce lo dice, guarda che questa cosa non è come dici tu. Ma siccome, secondo il nostro punto di vista, sarebbe meglio fare diversamente, noi insistiamo presso Dio e gli diciamo Signore no, ti prego, falla questa cosa. E ci inginocchiamo, ci mettiamo in ginocchio, piangiamo. Vi voglio citare 2 esempi nella Bibbia. Balaam, che il Signore gli ha detto no, non andare a maledire il mio popolo, la prima volta. La seconda volta invece Dio gli ha detto vabbè vai. Capite? Il Signore ci parla quando le cose, soprattutto quando le cose non ci piacciono. Un altro esempio è quando Davide ha avuto il primo figlio con Bersabea. Dio aveva stabilito che quella vita apparteneva a lui, che se la doveva portare. Nonostante tutto Davide si è messo in ginocchio, ha fatto digiuno, si è vestito di sacco, si è coperto di cenere e di polvere, ha fatto tutto quello che era necessario, ma il bambino poi alla fine è morto, perché Dio aveva detto no. Lui ci ha provato, ma era chiara la volontà del Signore. Questa è disubbidienza, tra virgolette, cioè tentare di cambiare quello che Dio ha già deciso. Invece, ma questo vale per la nostra vita, perché l'unzione deve riguardare noi stessi, noi dobbiamo attivare l'unzione in noi, quindi noi dobbiamo imparare ad ascoltare la voce del Signore e a sottometterci a quella voce, ci piaccia o non ci piaccia. Amen? Non siete convinti? Amen? Meno male che qualcuno. Allora, Ebrei 1,8 dice, del figlio invece dice, o Dio, il tuo trono è per i secoli dei secoli, lo scettro del tuo regno è scettro di giustizia. Hai amato la giustizia e odiato l'iniquità, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia al di sopra dei tuoi compagni. Olio di letizia al di sopra dei tuoi compagni. Parla di Gesù. Gesù ha avuto l'obbedienza massima, quindi lui ha avuto l'unzione perfetta al di sopra dei suoi compagni. Cioè, nonostante, non solo, al versetto 8 dice, o Dio, parla al figlio, che è Dio, e alla fine dice, il tuo Dio, cioè il Padre, ti ha dato quell'unzione. Quindi, arrivato allora, dice, hai amato la giustizia e odiato l'iniquità. Fermiamoci un attimino su queste 2 parole, giustizia e iniquità. Giustizia viene dalla parola dikaiosune, che vuol dire, ha 2 significati, uno generale e uno specifico. Quello generale è stato di qualcuno come dovrebbe essere, cioè lo stato di qualcuno come dovrebbe essere. Quindi quando dice shh, quando dice hai amato la giustizia,
vuol dire che Gesù si vede come si vede il Padre. Ok, è stato di qualcuno come dovrebbe essere. Io devo essere come il Padre. Io devo essere come Gesù. Questa è giustizia, in senso lato, in senso largo. Se io sono giusto, devo somigliare sempre di più a Gesù. Questa è la mia giustizia, perché altre giustizie io non ne ho. Quindi essere retto è in una condizione accettabile davanti a Dio. Davanti a Dio noi non siamo accettabili se non per mezzo di Gesù. Quando studieremo Genesi, i prossimi versetti di Genesi, scopriremo che dobbiamo essere necessariamente a immagine di Gesù, se no moriamo. Poi in senso stretto significa giustizia o virtù che ci dà a ciascuno quello che gli è dovuto. Amen? Quindi è una giustizia che ci viene retribuita. Poi hai odiato l'iniquità. Odiato l'iniquità. Odiare viene dalla parola anomia, in greco, anomia. La condizione di essere senza legge. Quindi Gesù ha guardato all'iniquità e ha detto che è una situazione senza legge. Essere senza legge vuol dire che essere sbagliati. Odiare in questo caso significa che ha odiato questo essere senza legge. Disprezzo e violazione di legge, iniquità e cattiveria. Dunque Gesù ha fatto due cose particolari. Ha odiato, non ha, come si può dire, tollerato. Noi certe volte tolleriamo il male o sappiamo che è una cosa sbagliata, va bene. Ok, partiamo da un livello, ma non andiamo oltre quel livello, e quel livello significa odiare l'iniquità. Noi dobbiamo odiare il peccato che ancora risiede in noi, perché se noi non lo odiamo e lo tolleriamo, ancora non siamo preparati per quell'unzione potente che Dio ci vuole dare. È vero. Capisco che non è semplice e ci vuole un processo. Questo processo però è più o meno lungo a secondo di come noi siamo predisposti. Più noi assomigliamo a Gesù, più in noi cresce il desiderio di togliere da noi quella parte sbagliata. Più cresce in noi il desiderio di somigliare a Gesù, più in noi cresce la consapevolezza che dobbiamo chiedere perdono per quelle cose per cui sbagliamo, perché noi sbaglieremo. Non è che diventiamo perfetti all'improvviso. No? Però all'improvviso Dio ci può liberare da un peccato, ma dipende da noi, è una nostra situazione. Dio compie il miracolo, ma se non c'è quella fede necessaria e quella determinazione necessaria per essere liberati. Ma fino a quando noi non odiamo il peccato, non odiamo la parte di noi che deve morire in Cristo, noi ancora camminiamo nell'oblio e quell'unzione fresca che ci dovrebbe essere non c'è. È vero, noi abbiamo invocato lo Spirito Santo su di noi, è sceso su di noi lo Spirito Santo, ci ha portato doni in abbondanza, ma si ferma lì. Va bene? Perché noi sappiamo che arrivato a un certo punto Gesù dice a taluni: andate via da me, operatori di iniquità. Ma come noi abbiamo scacciato il demone, abbiamo guarito, andate via da me, operatori di iniquità. Quindi l'unzione fresca non riguarda solo la potenza dello Spirito Santo, ma riguarda una potenza dentro di noi, qualcosa che trasforma noi, che ci rende obbedienti alla parola di Dio, che ci rende in grado di capire di come di guidare le persone. Ora ci arriviamo pure, perché questo è importante. Quindi 2 Corinzi, capitolo 1, versetto 21. Or colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha unti è Dio. Noi siamo confermati perché siamo stati chiamati, ma poi ci vuole una conferma della nostra chiamata. Ecco perché la parola ci dice che i giovani devono passare una specie, i giovani nella fede, devono passare una specie di tutoraggio di 2, 3 anni, 4 anni, in modo tale che la loro fede venga provata e vengano confermati.
anche noi abbiamo questo, Dio ragiona per noi in questo senso. La nostra fede deve essere confermata. E come si conferma? Se c'è la prova. Non ci illudiamo che andrà tutto bene. Gesù ha detto che non andrà tutto bene. Lui ci ha promesso che sarà con noi fino alla fine dei tempi. Ci accompagnerà, ci sosterrà, ma non andrà mai sempre bene. Anzi, qualche volta andrà anche contrariamente a come pensiamo. Qualche volta andrà anche peggio di come pensiamo. Può essere anche che ci sia una catastrofe in mezzo a noi, come alla fine sta succedendo. Possiamo pregare per quella catastrofe, ma Dio ha ogni cosa nelle mani. Ma voi pensate veramente che le cose succedono senza che Dio sia preso così alla sprovvista di quello che sta succedendo? Dio lo sa, anzi ci ha detto che queste cose avverranno soprattutto negli ultimi tempi. E se avverranno così a livello globale, in grande, figuriamoci nella nostra vita personale. La nostra fede deve essere provata, la nostra fedeltà deve essere provata. Nella misura in cui noi superiamo quella prova, noi abbiamo la fresca unzione. È l'ubbidienza che ci dà la fresca unzione. Davide perché era diverso da Saul? Perché Saul era una persona disubbidiente, fino al midollo. Davide invece è stata una persona obbediente, ha sbagliato, certo che ha sbagliato, ma Davide nella sua ubbidienza ha capito che ha sbagliato e subito si è umiliato. Ha avuto anche lui il suo periodo di crisi, il suo periodo di follia, come possiamo averli tutti noi, ma il suo spirito era saldo in Dio, in quel caso, nella parola che aveva in quel tempo. Amen. Io voglio provare a farvi capire che possiamo essere veramente quel cambiamento che il mondo vuole, quel cambiamento che è necessario anche nella nostra casa, ma dipende da noi. Lo so che non possiamo essere 100% come Gesù, ma non è quello il problema, perché Gesù può essere dentro di noi al 100%. Poi il resto lo fa Lui. Dunque, chi ha superato la prova riceve la conferma, quindi è approvato. Approvato significa che ha superato la prova. Quindi tu sei chiamato, andiamo a leggere la parabola degli operai, quello delle diverse ore, da Matteo 20, versetto 1. Il regno dei cieli infatti è simile a un padrone di casa che di buon mattino uscì per prendere a giornata dei lavoratori e mandarli nella sua vigna. Accordatosi, Dio la persona accanto a te, accordatosi. Quindi si sono messi d'accordo. Quando vuoi 10 euro l'ora, assai sono, facciamo 8, pochi sono, facciamo 9, va bene 9, diamoci la mano, si sono accordati. C'è stato un patto con loro, tra il padrone e i servi. Accordatosi con i lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. È uscito poi verso l'ora terza, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati. E disse loro, andate anche voi nella vigna, e io vi darò ciò che è giusto. Con questi non si è accordato con questi, gli ha detto vi darò ciò che è giusto. Ed essi andarono, uscito di nuovo verso l'ora sesta, e l'ora nona fece altrettanto. Uscita ancora verso l'11ª ora, ne trovò altri che se ne stavano disoccupati e disse loro, perché ve ne state qui tutto il giorno senza far nulla? Essi gli dissero, perché nessuno ci ha presi a giornata. E gli disse loro, andate anche voi nella vigna e ricevete ciò che è giusto. Poi, fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore, chiama i lavoratori e paga loro il salario, comincia dagli ultimi fino ai primi. E venuti quelli dell'11ª ora ricevettero ciascuno un denaro. Quando vennero i primi pensavano di ricevere di più, ma ricevettero anch'essi un denaro per uno. Nel riceverlo mormorarono contro il padrone di casa, dicendo, questi ultimi hanno lavorato solo un'ora e tu li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso e il caldo della giornata. Ma egli rispondendo disse loro, amico, io non ti faccio alcun torto, non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi ciò che è tuo e vattene.
Ma io, prendi ciò che tu e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è forse lecito fare del mio ciò che voglio? O il tuo occhio è cattivo perché io sono buono? Così così gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi, perché molti sono i chiamati e pochi sono gli eletti. Quindi molti sono i chiamati e pochi sono gli eletti. Tu sei chiamato. Ok? Il padrone della vigna ha fatto un patto con te. Tu devi rispettare quel patto senza lamentarti. Questo significa obbedienza. Anche se tu vedi che qualcuno guadagna quanto te o più di te, tu hai fatto il tuo dovere, hai fatto il tuo lavoro e sei stato ricompensato con quello che il Signore ti doveva. Che vuol dire questo? Che se noi siamo chiamati, non vuol dire che siamo eletti. Perché che cosa gli ha detto il padrone a questi della prima ora? Sente con me a cos'è, sente con me te ne va. Hanno perso il loro essere eletti, perché a modo loro c'è stata un'ingiustizia. Il loro spirito non si è fermato sulla parola del padrone quando gli ha detto ti do un denaro. Il loro spirito non era saldo, in loro non c'era la dedizione verso quel padrone che gli aveva promesso un denaro. C'è stata l'invidia. Ha guardato a quelli e detto ma perché a quelli di più e a noi di meno? Non hanno superato la prova, non sono stati approvati, sono rimasti eletti perché hanno ricevuto il loro denaro, va bene, ma sono rimasti, scusate, chiamati perché hanno ricevuto il loro denaro, ma non sono stati eletti. Perché gli eletti sono quelli che restano nella vigna e dicono che bello, grazie Signore. Tu mi hai dato un denaro, va bene, io così siamo rimasti, va bene. Cioè, la nostra mentalità non deve essere quella del mondo. Noi non possiamo pensare che Dio favorisce altri più di noi. Dio ha promesso nella nostra vita e ci darà. Ma quando noi iniziamo a guardare gli altri più di Dio, quello che Dio fa negli altri più di quanto possa fare nella nostra vita, sbagliato. Perché poi Dio nella sua misericordia può dare anche a te in più. Non vuol dire niente. Ma ad alcuni dà, non guarda se ha lavorato di meno. Io non lo so perché il padrone alla fine a quelli ha dato la stessa somma. Probabilmente ha visto in quelli la dedizione, l'amore, perché in un'ora hanno fatto quello che dovevano fare. Li ha voluti premiare, non lo so. Ovvio che il padrone era proprietario dei suoi soldi e poteva fare quello che voleva, ma non ha fatto un torto al primo, a quelli della prima ora. È vero, ci può sembrare ingiusta questa cosa, ma la nostra giustizia non è quella di Dio. Ed è lì che noi sfasiamo. Noi vediamo le cose e noi pensiamo che Dio sia ingiusto. Quando Dio ci dice no, io questa cosa è così, e guardate, ve lo assicuro che il Signore, quando noi preghiamo, Signore ti prego, parla a quella persona, dammi l'occasione di parlare a quella persona, e nel cuore uno sente che non è compito tuo, ci penserà qualcun altro. Noi dovremmo riposare su quella parola di Dio, perché quella è perfezione. Noi dovremmo riposare quando è no, è no. Non ammazziamoci la vita, perché Dio ha piani più grandi, Dio ha visioni più grandi delle nostre, Dio vede più di quanto noi possiamo vedere. Noi vediamo le ingiustizie di questo mondo e certe volte, tra virgolette, le ingiustizie di Dio. Ma Dio sa e conosce i cuori, conosce i momenti, conosce le situazioni, conosce ogni cosa. Non ci possiamo mettere di traverso nei piani di Dio, anche perché Lui di traverso non permette a nessuno di starci. Amen? Quindi tu sei chiamato, cerca anche di essere scelto, approvato, perché se no l'unzione nella tua vita non può venire. È l'ubbidienza che ci manda l'unzione, sono collegate le due cose. Perché come vi ho sempre detto, Dio non è fesso.
Noi in cambio a Dio non possiamo dare niente. Amen. Ma quando noi, cioè le opere non ci salvano, ma quando noi siamo arrivati a Cristo, le opere contano, perché saremmo giudicati per le nostre opere da chiamati. Quelle di prima no. In Cristo le nostre opere conteranno. Ve lo ricordate? Riceveremo delle corone in base a quello che abbiamo fatto. Riceveremo un premio in base a quello che abbiamo fatto. Paolo ci dice: corri, non stare fermo. Amen? Alleluia. Quindi Esodo 36, versetto 1. Ora Betsaleel e Oholiab e tutti gli uomini abili, nei quali l'Eterno ha messo sapienza e intelligenza per sapere eseguire tutti i lavori per il servizio del santuario, faranno secondo tutto ciò che l'Eterno ha ordinato. Ma che cita questa parola? Ora ve lo spiego. Quindi Betsaleel e Oholiab erano due persone che avevano ricevuto da parte di Dio questa intelligenza, questa sapienza. Non era una sapienza intellettuale, nel senso che non è che hanno studiato la Bibbia e sono diventati dei geni, ma avevano delle capacità particolari. Dio li aveva chiamati per il tabernacolo, per costruire la tenda. La tenda era? Esodo, sì, per costruire la tenda. Dio aveva toccato la loro mente, gli aveva dato l'abilità per fare quello che era necessario. Guardate, erano abili, sapienti, intelligenti e ubbidienti. I primi tre, abili, sapienti e intelligenti. Quanti di noi vorrebbero essere abili, sapienti e intelligenti? Alziamo la mano. Amen, gloria a Dio, mizzica. Ma di quale abilità, sapienza e intelligenza stiamo parlando? Quello per cui Dio ti ha chiamato, ti ha eletto. Chi era? Questi due, Betsaleel e Oholiab, non erano né Mosè e neanche Aronne. Erano ministeri completamente diversi. Perché a guidare il popolo c'era Mosè ed Aronne. Vogliamo vedere che erano pure abili, sapienti e intelligenti, ma per quello per cui loro erano stati chiamati. Mosè ed Aronne avevano sicuramente un compito importante, che era quello di portare questo popolo verso la terra promessa nella maniera in cui Dio desiderava. Ma guardate che questi altri due, questi due uomini, Betsaleel e Oholiab, avevano un compito che era fondamentale, cioè costruire il Tempio dell'Eterno, mettere mano al tabernacolo. Quindi è ovvio che non tutti potevano essere Mosè e non tutti potevano essere Aronne. Amen. Non tutti potevano essere quei due uomini, ma tutti noi possiamo lavorare per costruire il Tempio dell'Eterno, costruire il tabernacolo, prima di tutto dentro di noi, ma il tabernacolo inteso come l'opera di Dio. Tu sei chiamato ed eletto per costruire l'opera di Dio. Ora pensate se Aronne, Mosè ed Aronne non avevano questi uomini intelligenti nel fare questa cosa. Cosa via a fare? Come ci ha detto la sorella Ivana, sicuramente sarebbero andate su YouTube e avrebbero guardato se c'era qualche tutorial, no? Per costruire il tabernacolo. Però YouTube purtroppo non c'era e quindi non lo potevano fare. È perché Dio aveva chiamato alcuni per una missione, altri per un'altra missione, ma la loro chiamata non era solo chiamata alle armi, forza mettiamoci in moto e costruiamo questo tempio, questo tabernacolo, ma erano eletti per fare quello, nessun altro uomo poteva farlo. Loro erano chiamati, ma perché erano eletti? Perché fecero secondo tutto ciò che l'Eterno gli aveva ordinato. Non ne avevano mire di fare bellezze diverse, non è che si sono messi e hanno fatto il tabernacolo a testa loro. Hanno obbedito.
a quello che Dio doveva fare. Quindi l'intelligenza, la loro intelligenza era strettamente collegata alla loro obbedienza. Ve lo voglio leggere di nuovo. Ora Bezalele e Oliab e tutti gli uomini abili, nei quali l'Eterno aveva messo. Perché aveva messo l'Eterno in loro? Perché facevano tutto ciò che l'Eterno aveva ordinato. Dio mette, ti dà l'unzione quando vede in te l'ubbidienza, se no non te ne dà unzione, perché se no tu con l'unzione, senza i comandamenti del Signore, fai quello che vuoi e facciamo danno. E facciamo danno. Ma voi avete letto su internet quante cose scrivono taluni che sono completamente, si sentono di avere un'unzione spirituale di quelli mistiche e poi sparano sciocchezze che non hanno né testa né coda e che sono completamente sconnesse dalla parola di Dio. Però loro hanno l'unzione. Attualmente a me scrive una signora ogni tanto che mi dice che è la Sion, è lei il monte di Israele. Quindi guarda, frequenta una chiesa, perché io non sono mai il tipo che dice voglio pregare per te per scacciare i demoni che sono dentro di te. Frequenta una chiesa? No, le chiese devono venire a me. Ok, va bene. Cioè, questo è l'estremo, però ci sono anche persone che pigliano la Bibbia e ti dicono no, ma è scritto così. Ma noi possiamo fare tutte le interpretazioni della Bibbia. Esatto. Noi possiamo fare tutti i discorsi sulla Bibbia. Il problema che la Bibbia solleva sempre è il peccato e l'ubbidienza. Voi potete girare tutte le foglie della Bibbia. La questione principale siamo noi, il peccato e l'ubbidienza. L'unzione, lo Spirito Santo, la grazia, sì, ma noi dobbiamo togliere il peccato. Come la togliamo il peccato? Per mezzo del sangue di Gesù. Che cosa poi... Ma come io accetto il sangue di Gesù nella mia vita? Ubbidendo al sacrificio di Gesù. Non ce ne sono altre soluzioni. Io sono salvato, bello è, ma perché dobbiamo arrivare in paradiso e perdere le corone, i premi che ci vengono dati per quello che noi siamo chiamati a fare, per il quale noi siamo stati unti? Non è un gratta e vinci che forse vinco 1 milione di euro e mi posso comprare il castello. Il nostro premio è sicuro nella misura in cui noi ubbidiamo. Nella misura in cui noi ci diciamo Signore, va bene, tu hai deciso così, farò così. E questa obbedienza, ad esempio, vi faccio un esempio pratico, quando noi non vogliamo perdonare, quando quella persona ci dà fastidio, nella nostra mente noi diciamo sì, Signore, io ho perdonato Tizio, l'ho perdonato, però quando lo vedo mi ribolle il sangue. Ma allora che perdonaste? Sei nella fase del perdono, ma ancora evidentemente non c'è quel perdono vero che il Signore vuole. E quando tu senti quel mormorio dentro di te, è Dio che ti sta parlando e ti dice guarda che ancora non l'hai perdonato. Quella è l'ubbidienza. Noi dobbiamo sottometterci a quella cosa del Signore, io lo voglio perdonare. Ti metti in ginocchio e preghi 1 ora, 10 ore, 10 giorni, ma tu devi liberare te stesso, perché sennò l'unzione, quella che deve fare il cambiamento nella tua vita e nella vita delle persone, non ti può scendere. Ti resta l'unzione vecchia, l'olio rancido dell'anno scorso, di 2 anni fa, e non va bene. Amen. Vieni Signore ancora col tuo spirito. Fa Signore che questa parola possa entrare dentro di noi, dentro il nostro cuore. Stendi la tua mano Signore nel nome di Gesù, affinché possiamo essere coerenti con te, coerenti con la nostra fede, coerenti con la tua parola, ubbidienti Signore, perché noi vogliamo ricevere l'unzione potente. Nonostante le circostanze, nonostante Signore tutto quello che ci capita intorno, vogliamo ascoltare la tua voce e vogliamo, Signore, essere sottomessi alla tua voce. Vogliamo essere fiduciosi come figli che ascoltano la voce del Padre.
ma figli maturi, figli adulti, che sanno che loro padre non li butterà in mezzo al fuoco e non gli darà pietre al posto del pane. Vieni, Spirito Santo, convinci i nostri cuori, le nostre menti, convincici, Signore, che Tu sei buono, sempre, sempre e comunque, Tu sei sempre buono, Signore, e noi dobbiamo fidarci di Te, Signore. Dobbiamo ascoltare la Tua voce e fidarci di Te in ogni circostanza. Solo questo, Signore, ci darà l'approvazione di aver superato la prova. Solo questo ci renderà forti come bufali, ci renderà liberi di ricevere quell'unzione gloriosa e potente che Tu preservi per quelli che hai eletto. Grazie, Signore, Tu sei buono sempre, misericordioso e degno di lode, di gloria e di onore. Santo, santo, santo sei. Grazie, Gesù. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia.
gloria a te.